Giovani e imprese faccia a faccia alla Scuola di Formazione Professionale Don Bosco di San Donà di Piave, dove oltre 120 studenti hanno incontrato 35 aziende del territorio nell'ambito dell'iniziativa Dove sono tutti, progetto promosso da Nice to Job di Apindustria Servizi in collaborazione con Confapi Venezia e Salesiani Don Bosco con il contributo della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. 2 giornate dedicate al dialogo tra scuola e mondo del lavoro, con confronti, laboratori e colloqui diretti tra ragazzi e imprenditori. Un'occasione concreta per capire come accorciare le distanze tra chi cerca personale qualificato e i futuri lavoratori. Il Sal Day dei Salesiani del Centro di Formazione Professionale Salesiano di San Donà è un evento importantissimo che raccorda le imprese con i giovani in un sistema strutturato in cui ciascuna azienda presenta in maniera informale e avvincente quello che è il proprio lavoro. Abbiamo migliaia di ragazzi che se ne vanno, non possiamo perdere questo patrimonio indispensabile della nostra società. L'impegno che abbiamo noi con le nostre scuole, con Confapi, col mondo dell'impresa è proprio questo, insomma, dare una chance in più ai ragazzi, dare loro la possibilità di trovare un posto di lavoro qualificato, equamente retribuito, che dia soddisfazione per poter lavorare qui vicino a casa nel nostro territorio. Tra stand, colloqui e presentazioni aziendali, gli imprenditori hanno raccontato agli studenti quali sono oggi le figure più richieste dal mercato del lavoro, oltre alle competenze e alle capacità più richieste dal mondo produttivo. Oggi lo studente o il neodiplomato deve essere innanzitutto una persona curiosa, perché la formazione è continua e quindi una formazione che comincia dai banchi di scuola continua nelle aziende. Chiaramente le aziende più performanti del territorio sono le aziende che formano e hanno bisogno di ex alunni che abbiano voglia di continuare ad essere formati. Le principali attitudini sono curiosità, dinamismo, intraprendenza, flessibilità e attitudine al problem solving, ma anche la volontà di capire processi innovativi e una realtà dinamica come quella di un contesto internazionale. Cerchiamo giovani che abbiano voglia proprio di mettersi in gioco, crescere, imparare a gestire macchinari, quindi tecnologici, e imparare a gestire anche persone, quindi con l'umiltà di dire io non so niente, ho studiato ma devo imparare ancora cosa significa lavorare, come lavorare.